brevemente l'abbigliamento dei diversi paesi che partecipano a questa mostra. Abbiamo i padroni di casa, Tiesi. Tiesi ha un abbigliamento ampiamente documentato. Ci sono documenti già dal 1600, proprio grazie a Stefano Ruglio qui presente, che li ha ricercati pazientemente. E dai documenti risulta già che nel 1700 il vestiario femminile era strutturato più o meno come adesso e che era caratterizzato nell'abito di gala dall'opposizione del rosso e del bianco. La gonna era rossa e poi venivano portati camici e altri indumenti bianchi. Tiesi ha anche una fortuna, dovrebbe essere invidiato da altri paesi, di avere una bellissima monografia a cui hanno collaborato oltre a Stefano, Giovanna e Salvatore Ferrando, in cui è pubblicato nei diversi aspetti l'abbigliamento di Tiesi. Io auguro a ogni comunità della Sardegna di avere un documento come questo. L'abbigliamento era già noto nel 800. Vittorio Angius, quando fa la scheda di Tiesi, ci dà già un'immagine di cosa usavano. Dice: le donne di Tiesi sono riconosciute nel circondario perché portano una gonna di orbace giallo e per la festa la cambiano con una gonna di panno rosso, e parla anche dei gioielli. Una cosa particolare che ci dice è che già in quel periodo, siamo intorno al 1850, già in quel periodo stava decadendo un tipo di abbigliamento più antico che portavano solo gli anziani, che era il collette, cioè una sopravveste di pelle ben inconciata, come oggi portano a Sassari i novizi del gremio dei viandanti. E i pezzi che sono presenti, vediamo l'abbigliamento maschile. Questa è la foggia antica, presentava l'abbinamento di gonnellino, calzoni bianchi erano le mutande, erano la biancheria, e leghette, e poi questo corpetto con maniche lunghe e con uno sguardo. Ecco, questo corpetto probabilmente in origine era double face, doveva essere di panno rosso, doveva avere delle parti in velluto dove nei punti in cui faceva forza e si poteva rompere. Poi il panno, col tempo, il velluto è stato sempre più allargato, sino a lasciare del panno rosso quella freccia che c'è dietro, che altrimenti non avrebbe nessuna spiegazione. Di eccezionale, devo dire eccezionale, ci sono le camicie. Le camicie sono fatte di lino tessuto al telaio, del lino più fine, e hanno un'esecuzione virtuosistica con dei punti che credo che oggi non siamo più in grado neppure di riprodurre. Hanno disegni geometrici, rombi, oppure disegni molto stilizzati. Ce n'è un altro davanti che vi farò vedere, che ha delle decorazioni con i cosiddetti alberi della vita. Era un motivo scaramantico che serviva per scacciare il malocchio e assicurare la salute alla persona. Allora, queste camicie somigliano moltissimo a camicie del Campidano, alla famosissime camicie di Teulada, e somigliano moltissimo a camicie spagnole. Quindi potrebbe essere l'influsso, potrebbe essere questo, sono delle camicie che hanno un modello tipicamente rinascimentale. Qua se ne vede un'altra più semplice, e qui il famoso abito con la sadunica groga. Il nome tunica è alternativo al nome munnedda. Munnedda indica una gonna di panno più fine, anche a Ploaghe questo, e invece la gonna d'orbace spessissimo sarebbe, facciamo esempio, come le tonache dei frati che erano fatte in Sardegna di orbace. Era tinta col Daphne Cnidium, con una ricetta che aveva ritrovato Salvatore Ferrando. E veniva abbinata con delle camicie abbastanza. Questa poteva essere un abito quotidiano, come un abito domenicale, alternando gli altri elementi, come era anche l'abito vedovile.
perché il lutto prima non era, nelle classi popolari, non era nero, perché il lutto nero era tipico delle classi elevate, anche perché la tintura in nero permanente era molto difficile e molto costosa. Quindi nelle classi dove non avevano un guardaroba molto articolato, che cosa facevano? Riadattavano l'abbigliamento feriale rendendolo più serio con l'aggiunta di altri accessori. Anche straordinario, sembra di vedere un acquerello del Manca di Mores, il bellissimo Corittu, ricamato con disegni geometrici e con applicazioni di orpelli e di carte spagnole. Questa era una tecnica che c'era nel Settecento ed è una tecnica che si ritrova negli abiti popolari di alcune zone della Spagna. Qui abbiamo l'abito, diciamo, più recente, credo che questo risalga agli anni 20-30. Era, come a Italy veniva chiamato anche questo il Pireruglio, e questo era esclusivo della classe sociale benestante, perché soprattutto il panno scarlatto della gonna, vedete, era costosissimo, poi tutta la manifattura era estremamente costosa. Ecco, in questo periodo già sono stati introdotti dei ricami molto più elaborati rispetto a quelli che vedete lì, che sono di ispirazione, diciamo, religiosa, perché li devono aver introdotti le suore che tenevano dei laboratori dove insegnavano alle ragazze di buona famiglia i rudimenti del ricamo. La moda cittadina anche qui viene acquisita, e quindi per esempio allungano molto questa parte per imitare le giacchette cittadine, eliminano il foro che vedete qui, che era legato proprio alla forma della manica. E poi i gioielli caratterizzano delle camicie finemente ricamate. Tra i gioielli caratteristici ci sono queste collane in corallo e oro, che anche queste sono collegate con qualcosa di religioso. Credo che si chiami collana portada, vero? Quindi le poste sono gli elementi del rosario. E i gioielli, i bottoni caratteristici di Chiesi erano solitamente abbastanza schiacciati e hanno una forma così di corbuletta. Ancora l'altra camicia, vedete, questo tipo di ricamo è diffuso un po' in tutta la Sardegna, ma è molto concentrato nel Nuorese. Nel Nuorese è detto Succoro, a Chiesi, come detto, sull'Ea e l'Assa. È proprio dovuto alla tecnica, perché sono delle pieghe e le pieghe vengono lasciate o riprese col lago per ottenere queste decorazioni geometriche. E probabilmente è un elemento di origine araba che si è diffuso già alla fine, all'inizio del Rinascimento, perché questo tipo di ricamo si ritrova non solo nelle camicie dei paesi dell'est e soprattutto anche in camicie spagnole. Ecco, qua ci sono gli alberi della vita di cui parlavo. L'abito logudorese, di qualsiasi paese sia, ha come caratteristica un indumento, l'abito femminile, ed è il bustino irrigidito con stecche. È un elemento di origine signorile. La storia della moda ce lo racconta anche. Pare, è una storia semi-leggendaria, pare che alla corte di Francia Caterina de' Medici, che era un'italiana sposata col delfino, col principe ereditario, era odiata perché era l'italiana. Ed è stata molto tranquilla sino a quando è diventata regina. Quando è diventata regina aveva un vitino di Vespa, ha cambiato il cerimoniale di corte ed ha richiesto che tutte le dame e le nobili avessero il suo stesso giro vita. Per cui da degli elementi che erano degli elementi usati per tenere la schiena, degli elementi medici e che erano in acciaio, sono stati creati questi bustini, che erano un tormento. E poi agli uomini ha imposto la gorgiera, quindi quando stavano di fronte a lei stavano sempre così, con un'inamidatura, era una forma di vendetta. Ecco, questo tipo di indumento attraverso la Spagna deve essere arrivato in Sardegna presso le classi dominanti e poi è disceso a livello popolare. Non c'era solo nel Logudoro, perché io ho visto diversi reperti anche in altre zone. Uno lo conserva, per cui presente Ignazio, tanto per
fare nome, ed è un pezzo di Selargius, ed è un pezzo che strutturalmente è confrontabile con questo. Probabilmente in altre zone si è sovrapposta a una struttura morbida. E qua c'è tutta una scelta di boleri, si chiamano corittoso in logudorese, sia da tipi più arcaici, anche questi con disegni stilizzati, sia in tipi in cui il velluto operato era una stoffa che veniva fuori dalla fabbrica già così, sostituiva la ricchezza del ricamo, sia altri riccamente ricamati con questi elementi, ve l'ho detto, di origine religiosa. Poi ci sono grembiali, fazzoletti, eccetera, erano tutti elementi di importazione. Arriviamo a Ittiri, qui gioco in casa. Allora, anche Ittiri ha dei documenti seicenteschi sull'abbigliamento, anche precedenti. C'è un documento di una donna benestante di Ittiri che possedeva una casa di 12 stanze e siccome era incinta ed era rimasta vedova aveva paura dei cognati e quindi fa fare l'inventario di tutte le cose che c'erano in casa. E all'interno viene descritta, in questa casa che è del 1652 mi sembra, viene descritto il letto a baldacchino, vengono descritte una gonna di panno rosso, dei busti di damasco verde, dei veli da testa, che sono coincidenti con questo. Abbiamo anche la fortuna che l'abbigliamento ha attirato moltissimi pittori, tra cui Biasi, che aveva uno studio a Ittiri e che ci ha lasciato moltissimi documenti. Anche Figari ci lascia alcuni dipinti, tra cui il Massai. I Massai erano i proprietari terrieri e il loro abito era contraddistinto da un corpetto di panno rosso. I braccianti avevano un corpetto di panno nero, solitamente. Una caratteristica ittirese è questa camicia sbuffata, la vedete lì all'esterno, che sembra una cosa un po' strana. Probabilmente derivava dal fatto che bisognava esibire la pulizia, la stiratura della camicia, che era ritenuto un segno festivo e un segno di lusso. Questi altri dipinti che vedete qui, non faccio Pippo Baudo, l'ho scoperto io, è un pittore lombardo bergamasco che si chiama Locatelli, è un grande pittore molto quotato fuori dalla Sardegna, non era conosciuto assolutamente e io tramite alcune cose ho scoperto che è venuto in Sardegna, è venuto a Ittiri, a Sennori, a Fonni e a Oliena e ha lasciato diversi dipinti. Adesso ho avuto la soddisfazione di vedere il catalogo del pittore curato da Sgarbi in cui hanno fatto rimettere a posto tutte le attribuzioni dei costumi da me, quindi insomma ne uscirà un'altra versione ancora. E queste bambine sono state fatte negli anni 30 a Ittiri. È un pittore un po' misterioso perché durante il fascismo se ne andò a Manila, è andato a fare una passeggiata nella foresta e non l'ha più visto nessuno, quindi è scomparso. E allora di Ittiri ci è piaciuto presentare l'abito feriale, la cosiddetta teletta. Il nome viene da questo tipo di stoffa. Era una stoffa che con l'Ottocento era diventata accessibile alle classi popolari, una stoffa quasi semi-industriale. Questo tipo di abbigliamento veniva portato da tutte le donne in età adulta, anche dalle bambine intorno ai 5-6 anni. Alle bambine comunque non era consentito portare la gonna rovesciata sulla testa, era un segno dell'età adulta. Si portavano diverse gonne, anche 7-8, e veniva rovesciata sulla testa. Una caratteristica è che la camicia viene coperta con una sciarpetta nelle stoffe più strane e più disparate. Questa è in crespo di seta, è un motivo tipicamente anni 40. Questo è l'abito da massaio. Allora, c'è una versione più antica e più arcaica che è quella con le ragas, è successo questo, che con la leva militare obbligatoria i coscritti sardi si abitavano ai calzoni. Quando rientravano nei paesi difficilmente si rimettevano le ragas e quindi facevano confezionare dei pantaloni, però li facevano confezionare in orbace. In questo caso sono fatti in un orbace finissimo, probabilmente acquistato a Osilo, perché c'era
circolazione delle stoffe. Questo è il notissimo El Tire Lugiu. Ecco, c'è una favola che viene ripetuta, l'ho sentita ripetere anche qui, perché viene detta: le donne di Ittiri, grazie. Le donne di Ittiri vanno a raccogliere olive per comprarsi i gioielli. Questo deve essere successo in tempi recenti, quando hanno ceduto, diciamo, le demarcazioni sociali. Questo era un abito esclusivo della classe benestante. Nessuna donna della classe sociale inferiore poteva acquisirlo, e se anche economicamente poteva arrivarci, evitava di farlo, ci arrivavano un po' per generazioni, perché erano soggetti a delle critiche feroci. Anche qui la gonna di scarlatto, come nell'abbigliamento di Tiesi. Questo esemplare, vedete, al suo camello davanti, fermato con bottoni in filigrana d'argento. E poi c'è la cuffia che nessuno nota, poi l'abbiamo proprio messa in rilievo, perché appare ricoperta dal velo. Il bolero e poi la famosa buttonera. Questi non sono tra i più grandi che ci sono a Ittiri, possono arrivare anche a 2 kg di peso. C'era una gara tra le donne. E poi c'era tutto il corredo dei gioielli, più antico, prevedeva gli orecchini di corallo, la collana di corallo e dei bottoni. E ai fine 800 sono stati acquisiti altri gioielli che erano di origine non sarda e non ittirese, sono dei borbonici, la catena a forma di M, le spille, il medaglione. C'è da dire che a Ittiri era uno dei paesi, e dei pochi paesi sardi, in cui c'era un'officina orafa, c'erano gli orafi Morittu, e comunque a Tiesi c'era un orafo, e l'ha scoperto Stefano in tempi più antichi, però non se ne sa molto. Probabilmente non possiamo dire che servisse la classe popolare, poteva essere anche un orafo che serviva la classe più benestante, visto il periodo. E una caratteristica particolare che ha Ittiri come Usilo è che i gioielli non vengono comprati dai mariti e dai fidanzati, come in altri paesi, lo vediamo a Codrongianus, a Ossi, a Selargius, vengono regalati dal fidanzato, così era a Dorgali, a Nuoro. A Ittiri vengono forniti dalla famiglia e sono il tesoro delle donne. Se il matrimonio si scioglie o per qualche motivo, la famiglia ritorna ad avere i gioielli del matrimonio alla sardesca, si chiama. Codrongianus, ecco, Codrongianus fino a poco tempo fa, tutte le volte che se ne parlava, che concetti di cose, no, a Codrongianus non c'è nulla, questa parola, questo nulla, come sempre. Nulla. Invece è stata fatta una ricerca capillare, questa ricerca l'ha fatta soprattutto Andrea Zucca, che è un giovane ragazzo, quindi è meritorio anche per l'età che ha. E praticamente ha guardato quasi tutti i cassetti del paese, ha intervistato le persone di Codrongianus che non abitavano a Codrongianus, è stato fatto un bellissimo filmato in cui sono stati intervistati gli anziani sull'abbigliamento, e si è visto che non è vero che non c'era niente, anzi c'era molto. È un abito di tipo logudorese anche questo, un bustino rigido, un bolero, una sciarpetta. La sciarpetta è un elemento moralizzatore, probabilmente imposto dalla Chiesa per coprire le rotondità delle donne. Anche questa è improntata su cose religiose, anche il nome, il caola sarebbe, indica la stola del sacerdote. In origine comunque era un fazzoletto piegato a triangolo, poi per comodità è stato fatto in questo modo. Ecco, questo è un abito eccezionale, che è abbastanza diverso da quelli che usano nel paese le altre donne, che hanno solitamente delle gonne nere in setta damascata o in panno nero. 3 donne di una famiglia molto benestante, 3 sorelle, si fanno fare un abito particolare in cui c'è una gonna bianca in setta damascata. Questa era impensabile, perché si rovinava, si sporcava con molta facilità, quindi investire una somma così alta era solo di persone veramente abbienti. Qui c'è l'influsso cittadino,
perché il grembiale viene abbinato perfettamente alla gonna per simulare quasi una gonna di quelle che portano le donne di città. Quindi c'è un volersi avvicinare alla moda cittadina, però senza tradire troppo le origini. Questo probabilmente sempre per le chiacchiere, per la cosiddetta critica. Ci sono dei bellissimi bustini, forse gli elementi più belli, più preziosi, sono questi bustini ricamati solitamente con fili dorati. Quello che vedete sulla destra è più recente, questo è più antico ed ha gli schemi anche questo dell'albero della vita. Poi ci sono dei boleri e dei grembiali. I grembiali solitamente le donne ne avevano 3 o 4, li cambiavano a seconda delle occasioni. Se un'occasione era un po' più triste, mettevano un grembiale più serio, si diceva, se no mettevano dei grembiali diversi. Era una maniera per variare un abbigliamento che era molto fisso, cambiando dei piccoli elementi che non erano sostanzialmente tanto costosi. Sono innamorato di questa coperta, bellissima, stupenda. Cosuine ha un abbigliamento molto elaborato, ha mantenuto l'abbigliamento a lungo, ci sono moltissimi esemplari nel paese e a Cosuine c'è, io la chiamo una scuola di ricamo, cioè un gruppo di donne, uno stile di ricamo che è caratteristico, per quanto vedete il bustino possa assomigliare a quelli di Ittiri, a quelli di Tiesi, eccetera. C'è un'impronta caratteristica, questi si concentrano soprattutto sui bustini rigidi, qualche volta sui giubbini e soprattutto su grandi grembiali di seta bianca, di raso, di seta damascata. In antico è documentato anche da esemplari originali un abbigliamento che usavano solo i ricchi, e anche qui era il vestito rosso che aveva la gonna di panno scarlatto, una cuffia, il velo bianco, il grembiale bianco. Diciamo che come struttura non c'è molta differenza con quello di Ittiri e con quello di Ossi o di altri paesi, però naturalmente ha un'impronta caratteristica. Di questo tipo di abito vedete il bellissimo bustino stilizzato, questo è di metà Ottocento ed è eseguito con una tecnica di ricamo che ricorda le cose spagnole stilizzate, e c'è anche il giubbino. Ecco, questo è l'abito intero. Succede questo, che anche qui la moda cittadina si impone un po' come influenza e quindi rifiutano un po' l'abito rosso, anche forse perché era costoso, perché era ritenuto più elegante lo scuro, perché con la metà dell'Ottocento, con la vedovanza della regina Vittoria, si impone in tutta Europa l'abbigliamento scuro e alcuni paesi lo acquisiscono in Sardegna. E la cosiddetta, la chiamano gli storici della moda, la grande rinuncia al colore. Anche l'abbigliamento maschile diventa serio, grigio, eccetera. E qui, per esempio, l'impronta cittadina è data dal fatto che alcune volte non mettono il grembiale e rimane un po' come le gonne della città. Qui c'è da sottolineare lo splendore di questa camicia, che è veramente un gioiello di ricamo. Tradizionale sin quasi ai giorni nostri, ancora c'è qualche anziana, come anche a Ittiri, che indossano un abbigliamento ibrido, delle gonne lunghe, un grembiale copricapo, però lo portano con dei maglioni e con delle cose cittadine. O si ha una varietà grossissima di abbigliamenti femminili, perché non è stato, diciamo, standardizzato in una foggia proprio fissa. Questo è un abito che è caratterizzato da questa gonna che viene detta il panno nero, all'imba degane. Ha una lavorazione molto complessa e difficile, e queste gonne sono confrontabili ancora con la moda spagnola. Se qualcuno si diverte a guardare dei dipinti di Goya, per esempio c'è un dipinto della contessa di Alba della Macca, la cosiddetta Macca desnuda, in cui indossa una gonna quasi come questa. Qui è stato messo un giubbino confrontabile perfettamente un po' con quello di Chiesi, eccetera, e di Cosuine per stile di ricamo. C'è l'albero della vita che parte da un cuore,
e poi c'è una bottoniera di bottoni di lamina, cosiddetti a mazzeggio sono detti, perché o a buccia, perché venivano eseguiti tirando le lamine, martellando una lamina, non avendo il laminatoio. Il fazzoletto, questo è di importazione, arrivavano da Lione questi fazzoletti, soprattutto dall'Austria, veniva portato a volte sopra un altro fazzoletto inferiore, c'era una cuffietta molto semplice e veniva regolarmente legato sotto il mento. È difficile nelle sfilate convincere le ragazze a mettersi un fazzoletto, mi fa molto vecchietta, io lo sento dire, però la maniera di vestire era quella, e se una ha un volto bello ce l'ha anche, forse ce l'ha ancora più bello così. L'abito maschile invece risulta molto standardizzato e molto simile proprio da paesano a paesano. Anche qui sono stati acquisiti precocemente le ragas, e se a Villanova Monteleone e a Ittiri sono rimaste le ragas antiche come esemplari, a Ossi non è rimasta neanche una, e mi risulta che non sia neanche una fotografia di uomo con le ragas. Quindi devono essere state introdotte precocemente. Ancora i giubbini, quello più antico in alto, sempre con i disegni di quel tipo, con l'albero della vita, eccetera, quelli in terziopelo e quelli più scuri con delle maniche molto chiuse. Anche qui bustini rigidi, vedete, Scodrongiano, Sittiri, Ossi, Osilo, eccetera, rispetto a Chiesi, che ha un busto fatto come un blocco unico. Qui sono fatte con due parti simmetriche unite nella zona della schiena con dei nastri che permettono una vestibilità maggiore, permettono anche, se la persona è ingrassa eccetera, di tagliare i nastri, sostituirli un po' più larghi e l'indumento si indossa ugualmente. Ecco, anche se l'Agius ha una documentazione amplissima. A me mi ha sempre colpito una descrizione che fa uno scrittore dell'Ottocento che dice: sono entrato nella chiesa di Selagius e mi ha colpito questo pavimento coperto di erbe, e si vedono le donne che non c'erano i banchi praticamente, che rimangono accucciate in terra con i loro vestiti, innamorato di questa coperta bellissima, stupenda. Cosuine ha un abbigliamento molto elaborato, ha mantenuto l'abbigliamento a lungo, ci sono moltissimi esemplari nel paese, e a Cosuine c'è, io la chiamo una scuola di ricamo, cioè un gruppo di donne, uno stile di ricamo che è caratteristico, per quanto vedete il bustino possa assomigliare a quelli di Ittiri, a quelli di Tiesi, eccetera. C'è un'impronta caratteristica, questi si concentrano soprattutto sui bustini rigidi, qualche volta sui giubbini e soprattutto su grandi grembiali di seta bianca, di raso, di seta damascata. In antico è documentato anche da esemplari originali un abbigliamento che usavano solo i ricchi, e anche qui era il vestito rosso, che aveva la gonna di panno scarlatto, una cuffia, il velo bianco, il grembiale bianco. Diciamo che come struttura non c'è molta differenza con quello di Ittiri e con quello di Ossi o di altri paesi, però naturalmente ha un'impronta caratteristica. Di questo tipo di abito, vedete il bellissimo bustino stilizzato, questo è di metà Ottocento ed è eseguito con una tecnica di ricamo che ricorda le cose spagnole, stilizzate, e c'è anche il giubbino. Ecco, questo è l'abito intero. Succede questo, che anche qui la moda cittadina si impone un po' come influenza, e quindi rifiutano un po' l'abito rosso, anche forse perché era costoso, perché era ritenuto più elegante lo scuro, perché con la metà dell'Ottocento, con la vedovanza della regina Vittoria,
si impone in tutta Europa l'abbigliamento scuro e alcuni paesi lo acquisiscono in Sardegna. E la cosiddetta, la chiamano gli storici della moda, la grande rinuncia al colore. Anche l'abbigliamento maschile diventa serio, grigio, eccetera. E qui, per esempio, l'impronta cittadina è data dal fatto che alcune volte non mettono il grembiale e rimane un po' come le gonne della città. Qui c'è da sottolineare lo splendore di questa camicia, che è veramente un gioiello di ricamo. Tradizionale sin quasi ai giorni nostri, ancora c'è qualche anziana, come anche a Ittiri, che indossano un abbigliamento ibero, delle gonne lunghe, un grembiale copricapo, però lo portano con dei maglioni e con delle cose cittadine. O si ha una varietà grossissima di abbigliamenti femminili, perché non è stato, diciamo, standardizzato in una foggia proprio fissa. Questo è un abito che è caratterizzato da questa gonna che viene detta in panno nero, all'imba degane. Ha una lavorazione molto complessa e difficile. Queste gonne sono confrontabili ancora con la moda spagnola. Se qualcuno si diverte a guardare dei dipinti di Goya, per esempio c'è un dipinto della contessa di Alba della Macca, la cosiddetta Macca desnuda, in cui indossa una gonna quasi come questa. Qui è stato messo un giubbino confrontabile perfettamente un po' con quello di Chiesi, eccetera, e di Cossuine per stile di ricamo. C'è l'albero della vita che parte da un cuore e poi c'è una bottoniera di bottoni di lamina, cosiddetti a mazzeglio sono detti, o a buccia, perché venivano eseguiti tirando le lamine, martellando una lamina. Non avendo il laminatoio. Il fazzoletto, questo è di importazione, arrivavano da Lione questi fazzoletti, soprattutto dall'Austria, veniva portato a volte sopra un altro fazzoletto inferiore, c'era una cuffietta molto semplice e veniva regolarmente legato sotto il mento. È difficile nelle sfilate convincere le ragazze a mettersi un fazzoletto, mi fa molto vecchietta, io lo sento dire, però la maniera di vestire era quella, e se una ha un volto bello ce l'ha anche, quello forse ce l'ha ancora più bello così. L'abito maschile invece risulta molto standardizzato e molto simile proprio da paesano a paesano. Anche qui sono stati acquisiti precocemente le ragas e se a Villanova Monteleone e a Ittiri sono rimaste le ragas antiche come esemplari, a Ossi non è rimasta neanche una e mi risulta che non sia neanche una fotografia di uomo con le ragas. Quindi devono essere state introdotte precocemente. Ancora i giubbini, quello più antico in alto, sempre con i disegni di quel tipo, con l'albero della vita, eccetera, quelli in terziopelo e quelli più scuri con delle maniche molto chiuse. Anche qui bustini rigidi, vedete, Scodrongiano, Sippiri, Ossi, Osilo, eccetera, rispetto a Chiesi, che ha un busto fatto come un blocco unico. Qui sono fatte con due parti simmetriche unite nella zona della schiena con dei nastri che permettono una vestibilità maggiore e permettono anche, se la persona è ingrassa, eccetera, di tagliare i nastri, sostituirli un po' più larghi e l'indumento si indossa ugualmente. Ecco, anche se l'Agius ha una documentazione amplissima. A me mi ha sempre colpito una descrizione che fa uno scrittore dell'Ottocento che dice: sono entrato nella chiesa di Selagius e mi ha colpito questo pavimento coperto di erbe e si vedono le donne che non c'erano i banchi praticamente, che rimangono accucciate in terra con i loro vestiti